Avrebbe dovuto essere un incontro chiarificatore con la sua maggioranza per l'ingresso in giunta della leghista Valentina Cirino, ma anche in questo caso la compagine che lo dovrebbe sostenere non si è presentata, lasciando il sindaco Miccichè nella impossibilità di discutere del nuovo innesto in giunta. E così da più parti hanno cominciato a rincorrersi voci sulla possibilità di dimissioni del primo cittadino. Evenienza che appare molto improbabile, anche perché oggi si palesa sull'argomento un fatto nuovo, ovvero la democrazia cristiana di Cuffaro scende in difesa di Miccichè, evidenziando che i disastri di Agrigento, capitale della cultura, non sono da addebitare a lui, ma alla maggioranza che lo sostiene. Una posizione apparentemente controversa se si considera la netta e forte critica assunta dai consiglieri del gruppo DC di Agrigento verso l'amministrazione Miccichè, ma che corre adesso in soccorso del singolo Francesco Miccichè. E se da un lato la DC sostiene di rimanere all'opposizione, di non avere fini strumentali rispetto a questa nuova posizione assunta, dall'altro potrebbe esserci anche la possibilità di volere agganciare Miccichè, che in questo momento si troverebbe abbastanza solo e con la vicenda capitale della cultura avrebbe creato non pochi problemi a Di Mauro. È quella che viene dichiarata dal partito Scudo Crociato un'assunzione di responsabilità obiettiva e per il bene della città potrebbe anche invece mascherare una nuova mossa politica. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.